Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto per quanto riguarda il nostro live, l'informazione su friulitv.net. Onore chiaramente agli azzurri che quest'oggi veramente ci hanno dato una soddisfazione incredibile per quanto riguarda la foto chiaramente arrivata tramite il CONI, il quartetto dell'inseguimento maschile di ciclismo su pista, oro, ma che oro viene da dire, un vero e proprio treno che ricorda vagamente quelle che erano i grandi treni del passato italiani, tipo l'ETR 200, il 250 Arlecchino o addirittura l'ETR 300 Sette Bello fino al famoso Pendolino, insomma con tanto di record del mondo. Il quartetto composto da Jonathan Milan di Buia e poi da Simone Consonni, Francesco Lamon e soprattutto Filippo Ganna, vero e proprio trascinatore, un locomotore che tutto il mondo ci invidia. Complimenti ancora ai ragazzi in questi minuti, tra l'altro proprio a Buia, festa grande da parte di tutti i tifosi che stanno festeggiando il successo del ciclista buiese, componente, ripetiamo ancora, del quartetto Oro a Squadre nell'inseguimento a Tokyo 2020. Cambiamo argomento e torniamo alla cronaca. Grave incidente nella notte alle porte di Udine. Un motociclista di 50 anni di origine romena ma residente nel capoluogo friulano è finito fuori strada mentre percorreva via Basaldella a Campoformido. Nella rovinosa caduta ha riportato diversi traumi. Trasferito d'urgenza all'ospedale cittadino, si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata, rilievi da parte dei carabinieri. Un uomo invece si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catinara a seguito del violento incidente dopo che la sua auto è finita contro un mezzo pesante lungo la A4 intorno alle 8 di questa mattina all'altezza di Pocenia in direzione Trieste. L'uomo è stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte, intubato, è stato caricato sull'eliambulanza per il ricovero al nosocomio triestino. Rilievi di legge da parte della Pol Strada, illeso il conducente del mezzo pesante. Come detto, le condizioni dell'uomo sono giudicate critiche. Restiamo nel capoluogo, anzi ci spostiamo a Pordenone, visto che la notizia è appena arrivata. Sono stati estradati in Italia gli ultimi due componenti della banda transnazionale che nei mesi scorsi aveva preso di mira, con assalti notturni con le ruspe, numerose stazioni di servizio in Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna. Per 2 dei 4 componenti del gruppo criminale, un terzo era già stato arrestato a Trieste, il quarto è morto annegato nel fiume Isonzo mentre cercava di fuggire a un controllo delle forze dell'ordine, sono stati rintracciati ed arrestati in Romania. Si sono infatti appena concluse le procedure per l'estradizione con la consegna alla polizia italiana. Con un volo dell'aeronautica militare proveniente da Bucarest, scortato da personale del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, è giunto ieri all'aeroporto di Ciampino. Sono giunti SM di 22 anni che nella banda aveva il ruolo di autista transfrontaliero degli altri 3 complici. L'uomo è stato chiuso nella casa circondariale di Civitavecchia a disposizione dell'autorità giudiziaria friulana che ha coordinato le indagini insieme alla squadra mobile di Pordenone. L'altro componente della banda, DIG, di 24 anni, anch'egli arrestato in Romania, è stato estradato il 10 giugno scorso ed è giunto allo scalo aereo di Fiumicino, che è stato poi consegnato ai poliziotti italiani che l'hanno trasferito alla casa circondariale di Prato. E adesso andiamo a Trieste per dire che la scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per oltraggio a pubblico ufficiale un torinese del 2001 in palese stato di alterazione alcolica, motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente. Il giovane si è rifiutato di fornire le proprie generalità
e ha oltraggiato gli operatori di una volante intervenuti in via della Peschiera a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa della questura tramite il numero unico d'emergenza 112 relativa al danneggiamento del portone di uno stabile da parte di un gruppo di giovani. Infastidito per la presenza degli operatori di polizia, il giovane ha mantenuto un comportamento ostile e oltraggioso. Accompagnato in questura, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale procura della Repubblica. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.